Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra Talk Show su Social. Oggi abbiamo l'onore di ritroviamo dopo un po' di tempo l'artista, il cantante Luca Guadagnini. Ciao Luca, grazie di essere presente. Grazie a voi. Allora, Luca Guadagnini torna con un nuovo EP dal titolo Appuntamento all'Universo, che è un progetto intenso che parla di amore, che parla di speranza, che parla della forza dei legami che resistono al tempo nonostante tutto. È un disco che racconta emozioni profonde, ma anche un tuo nuovo capitolo artistico. Sei un musicista che da anni unisce la musica all'impegno sociale. Quindi ti chiedo come stai innanzitutto in questo momento, in questo periodo artistico della tua vita. No, sto bene, sono contento della riuscita di questo prodotto, anche perché sta andando molto bene, condiviso abbastanza, anzi molto anche sui social. Un po' stanco perché comunque c'è stato un lavoro intenso dietro e importante. Allora, Appuntamento all'Universo è un titolo che potremmo dire incuriosisce immediatamente. Come nasce il titolo, come nasce il progetto e cosa rappresenta? Allora, questa canzone rappresenta due persone che si ritrovano, ovviamente in una parte dell'universo, proprio l'universo che non è né paradiso né inferno, quindi una persona è terrestre, quindi siamo noi umani, e l'altra è qualcosa che non c'è più, un'entità superiore, e si rincontrano queste due anime in questo posto che io lo chiamo l'universo, quindi dove non esiste cattiveria, dove non esiste nulla che può far nuocere al genere umano. Ecco. Quindi l'universo è qualcosa di astratto dove ci rincontreremo. L'ho detto lì in apertura, tutto il disco affronta temi come l'amore, come la speranza, ciò che potremmo dire resta oltre i nostri limiti. La musica secondo te oggi ha ancora la forza di far riflettere, la musica di oggi soprattutto? Sì, confermo. La musica comunque, al di là dei generi e degli anni che sono passati, eccetera, eccetera, comunque resta sempre qualcosa di importante che fa riflettere, al di là, ripeto, del genere o del cantante stesso. La musica è qualcosa che ti fa stare bene perché trasmette emozioni. Per quanto riguarda il tuo lavoro, tu hai detto adesso il tuo progetto è stato ed è molto intenso perché stai girando, stai sicuramente promuovendo, come in questo caso, il tuo progetto. Hai lavorato come professionisti importanti, Dino Del Faraone, Adriano Pennino. Quanto è importante per te, per un artista come te, circondarsi di persone che credono nella tua musica e quindi si danno totalmente a quelle che sono le tue indicazioni? È importantissimo, poiché lavorare con persone, diciamo, di livello, di alto livello, fa bene anche a se stessi, perché comunque ti accorgi che ti credono, che comunque sai dare qualcosa che loro apprezzano. Per esempio il maestro Adriano Pennino, diciamo, io lo chiamo una garanzia, no? Perché C'è il bollino doc. esatto. Dico Adriano, guarda, questo è il pezzo e già so che quando sarà pronta sarà un successo, come lo è stato con tutti i miei prodotti. Quindi è importantissimo lavorare con professionisti del settore. Senti, invece voglio chiedere a te un po' un dietro le quinte. Come nasce una tua canzone? Nel senso, nasce da un'emozione, da una frase, una melodia che ti gira in testa, oppure un'esperienza che hai vissuto e quindi poi decidi di metterla in musica? Guarda, sì, nasce con lo stato d'animo, no? Che uno prova, poi ognuno di noi
diciamo, dimostra il proprio essere con quello che sa fare. Io nel mio caso so scrivere canzoni, quindi non c'è una regola fissa, non ci sono orari, non ci sono luoghi, quindi io ho sempre la mia chitarra appresso e io scrivo ancora come i vecchi tempi con la carta e penna, insomma, senza usare il telefonino, perché scrivere i testi che tu ti crei con il telefonino snaturalizza quello che è diciamo il concetto oppure l'idea di getto, capito? Quindi carta a penna, scrivo e poi ripeto. Ma sei un perfezionista, cioè ad esempio sul testo tu dici lo scrivo carta e penna, quante volte lo correggi prima che tu possa dire ecco, adesso è pronto, questo è quello che volevo dire e come lo volevo dire? E da quando c'è la raccolta differenziata io con la carta praticamente paghi un sovrapprezzo di Tari. bravo, ricomincio, riscrivo, così. Quindi non sei metodico, però sei assolutamente perfezionista, cerchi proprio il vestito adatto, il più adatto possibile. Testi sì, perché sui testi mi piace non essere banale, mi piace trovare quelle frasi, quelle parole che sposano bene il concetto che tu vai ad esprimere. Luca, nel corso della tua carriera hai lavorato con tanti artisti, con tanti musicisti. C'è un incontro che ha cambiato il tuo modo di fare musica? Il modo di fare musica, guarda, quando lavorai con Franco Carifano, diciamo è stata un'esperienza importante perché ho capito proprio il livello cantautorale che mi prendevo proprio con la sua linea. Quindi io dal rock che facevamo prima con i Vernice, dopo l'incontro con Califano, diciamo, ho un po' cambiato diciamo, la direzione proprio a livello di cantautore, quindi frasi più profonde, maturità nel testo, anche nella musica, pur sempre tenendo quella linea, quella vena rock che con la mia band ci unisce da sempre. Ecco. Quella non muore mai. Luca, da tanti anni il tuo nome è legato all'associazione Aurora Music Rock e al progetto benefico Rock per un bambino, che ormai è diventato un appuntamento importante per la musica italiana, ma non solo. Quanto è bello, insomma, diciamo così, vedere che la musica si trasforma anche in solidarietà concreta. Poi, magari se vuoi raccontare a chi non lo conosce ancora, cos'è il progetto benefico Rock per un bambino? Sì, è importantissimo perché proprio nel mio caso, appunto, con Rock per un bambino, che è un progetto benefico che nasce nel 2009, purtroppo da un lutto familiare, la perdita di mia figlia Aurora a soli 2 anni, che fu ricoverata in questa circostanza al Bambino Gesù di Roma, all'ospedale pediatrico. Dopo la sua morte, proprio l'8 febbraio del 2000, ho ideato questo evento che si ripete ogni anno al Pala Cesaroni di Genzano di Roma, proprio alle porte di Roma. Ed è un evento i cui proventi sono devoluti all'ospedale Bambino Gesù di Roma, proprio al reparto di neonatologia medica e chirurgica dove stava ricoverata Aurora. Ed è un evento dove partecipano tanti artisti, hanno partecipato da Gigi D'Alessio a Marco Masini, Grignani, Riccardo Fogli, Robby Facchinetti, cioè Zarrillo, tantissimi. Ed ad oggi, con questo evento che si ripete ogni maggio dell'anno, abbiamo devoluto quasi 300.000 euro a questo nosocomio. Quindi è importante perché oltre a creare un evento bellissimo dove appunto vengono 2000 persone in questo palasport, hai la concretezza perché dopo l'evento io faccio il bonifico proprio dei soldi raccolti, quindi unisco musica e concretezza vera e ricordo Aurora. Beh,
È assolutamente lodevole, assolutamente da vedere da vivo, cioè fate di tutto per andarci perché davvero è diventato un appuntamento irrinunciabile per chi ama la musica, ma non solo. E da questo punto di vista, Luca, tu hai detto sono diventato una cosa sola, quindi le tue due anime, quella musicale e quella rock e quella dell'impegno sociale, ormai sono diventate una cosa sola dentro di te. Sì, sì, sono un'unica cosa che porta avanti, spero, per molto tempo ancora. Siamo uniti nella stessa direzione. Torniamo al tuo EP, al tuo progetto. Se dovessi scegliere una canzone, diciamo così, the best, quella che piace di più a te, quella che ti rappresenta forse più di tutte, quale faresti ascoltare a chi ancora oggi non conosce Luca Guadagnini? Guarda, io ho proprio Appuntamento all'universo, perché il brano veramente, non dico il più bello, però Appuntamento all'universo è un brano molto significativo che, se viene ascoltato veramente, c'ha molto da dire, ma molto da dire. Beh, di sicuro poi l'ascolteremo dopo che finiamo la chiacchierata con te e quindi avranno modo di ascoltare. Luca, è un'estate che è diciamo molto intensa, avrai serate previste o altri incontri, i calendari dove possiamo incontrarti, dove possiamo vedere i tuoi Sì, spettacoli, come sono programmati, ecco. sui social sono reperibili da tutte le parti, come Luca Guadagnini, ricordatevi i guadagni piccoli, Facebook, Instagram. Sì, sono in tour con questo Appuntamento all'universo Tour 2026 con la mia band. Stiamo girando tutte le parti del Lazio, staremo anche nelle Marche, staremo in Sardegna, a Ponza. Ecco. Stiamo girando, abbiamo un bel Quindi calendario. speriamo di incontrarci a questo punto, se in Sardegna. Sì, sì, ha voglia. Senti, se chi dovesse ascoltare Appuntamento all'universo dovesse portarsi a casa un messaggio, è un gioco, ecco, diciamo così, che tipo di messaggio speri che sia? Spero sia un messaggio di solidarietà verso quello che poi trasmette il brano, cioè un messaggio che significherebbe che chi lo manda ha ascoltato ed ha capito veramente il brano. È importante questo, è importante perché ascoltare i testi è molto di più che ascoltare una canzone. Ecco, forse si è perso un po' l'attenzione e la cura per i testi ultimamente. Parlo delle nuove generazioni, ovviamente. Sì, è vero, perché adesso ci si lega più sul tormentone, sulla canzone che funziona, dove il ritornello entra subito perché ti rimane nell'orecchio, però magari ascolti il testo e mi è capitato, come è capitato insomma un po' a tutti. Dire, ma E, che vuol dire? esatto, quindi che devo dire? Quindi bisognerebbe ritornare come posso dire, all'attenzione nella scrittura dei testi e nell'attenzione nell'ascoltare i testi conseguentemente. Sì, sì, ascoltare, perché poi ascoltare la musica degli altri fa bene a te stesso. Ecco, non essere banali sui testi, perché significherebbe abbassare un po' il tiro proprio a livello cantautorato. Quindi importante. Ascoltate i testi. E poi detto da un romano di Roma, insomma, la scuola dei cantautori, del cantaurato romano, noto in tutta Italia, ma non solo, insomma, noi non possiamo fare altro che ascoltarti. Luca, siamo in chiusura, ti faccio l'ultima domanda prima di ascoltare e di vedere il video Appuntamento all'universo. Ti chiedo, no, ma quali sono i tuoi progetti per il futuro? Qual è il tuo sogno nel cassetto o che cosa vuoi tirare fuori dal cassetto adesso? Sto per diciamo fare un pezzo dove duetterò, il featuring si chiama, con un artista italiano
Però ovviamente non posso dire altro, e questo è Non il mio diciamo sogno niente. che credo, perché siamo veramente addirittura d'arrivo. Va bene, allora saremo attenti e vedremo, e magari ci vedremo anche per chiacchierare sul nuovo progetto con questo duetto insolito. Assolutamente sì. Luca, come si dice in gergo, merda, merda, merda per questo brano e per il futuro. Ci sentiamo sicuramente presto e grazie ancora una volta di essere stato con noi, di essere passato da Effetto Serra. Saluto tutti gli amici di Effetto Serra, grazie sempre e buona vita a tutti. Ciao. Grazie Luca, grazie ancora per la tua partecipazione. Mandiamo in onda il video Appuntamento all'Universo e poi con Effetto Serra ci ritroviamo domani. Grazie ancora e a presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Siamo persi in mezzo al traffico e ambizioni, tra tutti i grattacieli delle nostre convinzioni. Tu correvi dietro a loro, io dietro ad un miraggio. Ci siamo tenuti per la mano, ma abbiamo perso poi il coraggio. Siamo come due puntini spersi dentro al niente, in questa città triste che divora anche la gente. Chi ha tutto piange, chi non ha niente prega, ma sento questo filo che ancora a me ti lega. Non è qui che finisce la storia, questa realtà è soltanto provvisoria. E ci troveremo in un'altra vita, una via d'uscita dove non esiste ricchezza e povertà, giovani per sempre nella migliore età. Saremo nudi e veri come la verità, non ci saranno ore, svanirà la vanità. Dai, aspettami lì, per te il tempo non c'è, saremo finalmente da soli, io e te. Servono soldi per comprare un sorriso. Lì non c'è l'inferno, non c'è il paradiso. Mi ricorderai, avrai la stessa faccia, o saremo luce pura che non lascia traccia. Lascia che sto mondo crolli a pezzi adesso, il nostro appuntamento è in tutto l'universo. Non è qui che finisce la storia, gli occhi, cambia traiettoria. E ci troveremo in un'altra vita, in un mondo nuovo, la nostra via d'uscita, dove non esiste ricchezza o povertà, giovani per sempre nella migliore età. Saremo nudi e veri come la verità, non ci saranno ore, svanirà la vanità. Dai, aspettami lì, per te il tempo non c'è, saremo finalmente da soli.